Bivona la catechesi della professoressa Irene Catarella sulla santità di Santa Rosalia, declinata ai nostri giorni nella testimonianza della beata Armida Barelli per il 400° anniversario della proclamazione di Santa Rosalia, patrona di Bivona, 1624-2024. Cosa la comuna Santa Rosalia? Lei ha voluto dimostrare e attestare la sua fede e Santa Rosalia ha fatto la stessa cosa. Armida, sapete che significa come nome? Combattiva, quindi già si capisce, donna combattiva, già si capisce dal nome chi era. Era figlia dell'alta borghesia milanese, quindi una persona facoltosa, aveva studiato in Svizzera, conosceva le lingue, il francese, il tedesco, e Agostino Gemelli le faceva tradurre varie cose. Lo sapete come la chiamavano, come la chiamano ancora in cattolica? La cassiera dell'Università Cattolica. Indovinate perché? Perché l'Università Cattolica esiste per lei quando riusciva ad avere le sue pensioni per poter mantenere l'università. Una donna vissuta a cavallo delle guerre mondiali e nel periodo del fascismo. Ma che cosa è di particolare oltre questo Armida Barelli? È una persona straordinaria perché, e qui ci sono pure i membri dell'azione cattolica, arrivato a un certo punto il cardinale Ferrari, cardinale di Milano, la chiama e le dice: ascolta, ma perché non cerchiamo di muovere un po' le ragazze, di cercare di coinvolgere le ragazze nella vita della Chiesa? E Armida dice: va bene. E allora prende le ragazze della diocesi di Milano e fonda quella che poi sarà la gioventù femminile dell'azione cattolica. A questo punto subentra il Papa. Vedete? Il Papa, sì, il Papa Benedetto a quei tempi, Benedetto XV la chiama e dice: signorina, perché era signorina, ma quello che ha fatto a Milano lei non lo può fare in tutta Italia. Dice: ma io veramente non è che sono abituata a parlare in pubblico. Non si preoccupi, lei faccia fare alla fede, tanto che